Eccoci qui in questo sito. Professoressa Manto, dove ci troviamo? Campi, 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 una enorme distesa di campi al di sotto della quale è collocata la necropoli tardo-romana di Piazza Maor. Oggi parleremo proprio di questo, di una necropoli quasi sconosciuta, ma che è stata ed è la più grande necropoli tardo-romana del quartier del Piave. Siamo vicini ai centri di Mosnigo, di Colbertaldo, di Vidor e più in là Valdobbiadene e Pieve di Soligo. Una necropoli non segnalata che non si trova con facilità proprio perché la zona è costituita da una distesa enorme di terra tutta uguale. Siamo negli anni che vanno dal 250 d.C. al 400 d.C., praticamente nella tarda età dell'impero romano. In quel periodo questo territorio apparteneva all'Ager di Oderzo, cioè al municipium di Oderzo o Pitergium in latino, e faceva parte della 10ª provincia romana che si chiamava Venezia Etistria. Si tratta della necropoli più vasta sicuramente, ma se noi consideriamo la zona del quartier del Piave, possiamo dire che c'erano altre necropoli, partendo da Pieve di Soligo. Sono stati trovati resti tombali a Fontigo Sernaglia, a Moriago e quindi in tutta la zona a ridosso del Piave, dove sono sorti successivamente i centri abitati che adesso noi conosciamo. Quindi possiamo anche pensare ipoteticamente che le necropoli fossero dei segnalatori o siano per noi dei segnalatori degli antichi insediamenti e degli antichi villaggi. Per secoli e secoli la necropoli è rimasta inesplorata, solo che negli anni 50 si cominciò ad utilizzare le macchine per l'aratura dei campi, mentre prima si usavano solo i buoi che trascinavano l'aratro e che quindi scavavano a poca profondità. Con l'intervento dei trattori e degli aratri più consistenti si andò a scavare di sotto e da questa aratura emergevano resti tombali. Questo incuriosì moltissimo la gente del posto, però subito non si resero conto che si trattava di un cimitero e i contadini portavano a casa delle anfore, portavano a casa dei contenitori che chiamavano pignatte e che usavano per mettere dentro dei fiori. Quindi ancora adesso magari qualche famiglia del territorio le ha ancora a casa, non possiamo saperlo. Non possiamo saperlo. Furono scoperte queste tombe che avevano anche qui una caratteristica del tutto particolare, perché erano orientate tutte quante nella stessa direzione. L'orientamento delle tombe era questo: 62 gradi nord-ovest, sud-est. Un particolare orientamento verso la nascita del sole, simile a quello dei campi centuriati. Anche i campi centuriati a poca distanza sono orientati nella stessa direzione. Le tombe contenevano due cose principalmente. Il corredo funebre era costituito da oggetti d'uso quotidiano che venivano deposti insieme al defunto per il suo viaggio nell'oltretomba. Cocci e piatti ancora anneriti dal fumo sono stati trovati nelle tombe, anforette, brocche e altro materiale che sarebbe proprio servito per la vita quotidiana. Oltre a un corredo funerario che era collocato nelle diverse parti del corpo, quindi anelli, orecchini, braccialetti, fibbie per i vestiti e per esempio perle per le collane. Ritengo che questo posto sia uno dei gioielli della nostra zona, sia di Vidor che dei paesi circostanti, anche perché è, lo ripeto, la più grande necropoli del quartier del Piave. Guardando la magnifica distesa dei campi al di sotto della quale molte tombe sono ancora inviolate, desideriamo mandare loro un pensiero di fratellanza
perché figli della nostra stessa terra, ed esprimiamo una sentita gratitudine per aver fatto giungere fino a noi il loro grido di speranza, che, a distanza di secoli, è uguale al nostro.